chiamato Wikiradio Live. In realtà pensavamo di averlo chiamato Wikiradio Live, ora mi sono accorta che purtroppo sul programma c'è scritto Wikipedia, quindi abbiamo fatto un po' di confusione. Ma l'idea era appunto Wikiradio Live, perché Wikiradio è un programma di Radio 3 che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 2 del pomeriggio. È un format che dura mezz'ora e che racconta ogni giorno un personaggio, uno scrittore, un artista oppure anche un fatto storico, ogni giorno fatto da persone diverse, ed è un programma che da un po' di tempo mi dà l'occasione ogni tanto di raccontare delle cose che a me premono. E l'anno scorso, più o meno in questo periodo, è andata in onda una puntata dedicata a Giuseppe Dessì. Giuseppe Dessì è uno dei nostri scrittori, secondo me, più importanti, e dicendo nostri mi riferisco sia a quelli che hanno scritto dalla Sardegna, ma anche a quelli che hanno scritto invece in Italia più in generale. È anche un autore che credo sia in realtà poi stato un po' dimenticato, un po' scomparso dal panorama, anche quando si pensa appunto agli scrittori sardi. Viene in mente Grazia Deledda, viene in mente Il giorno del giudizio. Paese d'ombre un po' meno. Paese d'ombre è il suo romanzo più noto, forse anche il più importante, secondo me anche il più bello, che in realtà vinse il premio Strega. Mi sembra che forse sia un caso un po' il contrario. Spesso succede che gli scrittori in vita magari hanno poco riconoscimento e dopo la morte vengono rivalutati. Dessì in realtà durante la vita e durante gli anni della sua produzione invece era assolutamente ben considerato e ben inserito. Lo Strega arriva alla fine di una carriera, ma aveva vinto già prima degli altri premi importanti, e a partire dal suo primissimo romanzo, che si chiamava Lo straniero, che scrisse quando aveva più o meno 30 anni nel 1939, parlò di lui a lungo in una recensione, addirittura un breve saggio, il critico Gianfranco Contini, che è uno dei nostri critici più importanti, che in quegli anni dettavano un po' la linea di quelle che erano le opere significative. Questa recensione si intitolava Inaugurazione di uno scrittore, quindi insomma già dal titolo si capisce che Contini attribuiva molta importanza all'opera d'esordio di Dessì e lo definisce il Proust sardo. Proust è lo scrittore francese molto noto, noto soprattutto per quel che riguarda il racconto, tra virgolette, del tempo. Il tempo è una cosa che ricorre moltissimo nell'opera di Dessì, sia il tempo individuale, cioè i personaggi sono quasi tutti personaggi che passano del tempo a riflettere sullo scorrere del tempo e che sono molto spesso anche preda di malinconia, proprio per l'idea che il tempo passato non ritorna e che il tempo della vita si accorcia ogni giorno che passa, ma tempo anche nel senso invece diciamo più collettivo, quello della storia. La storia è molto presente nelle opere di Dessì, in un modo che si può secondo me avvicinare un po' all'opera per esempio di Elsa Morante, cioè l'idea che attraverso il racconto della storia di un singolo si possa raccontare anche la storia, quella appunto con la S maiuscola. Dessì era nato nel 1909 a Cagliari, ma da una famiglia, sia il padre che la madre erano di Villacidro. Non so se conoscete un po' quella zona della Sardegna, il Basso Campidano. Villacidro è un paese di montagna che sono le stesse montagne che poi arrivano ad Arbus, a Bugerru, sono quelle quindi che sono segnate anche dalla storia e dalla vita delle miniere, per esempio. È un paese
come sono spesso quelli sardi, di pastori, di agricoltori, di persone che fanno il vino. Lui viene però da una famiglia invece più borghese, suo padre è un militare, questo farà sì che starà via per molti anni, soprattutto tutti gli anni della Prima Guerra Mondiale, e Giuseppe Dessì, ragazzino, subisce molto, soffre molto per questa assenza continua del padre. Il rapporto tra Cagliari, città in cui nasce, e Villacidro, paese in cui in realtà poi trascorrerà gran parte dell'infanzia, sarà la prima lacerazione, il primo stacco che questo ragazzo vive e che poi andrà avanti negli anni, quando poi lascerà la Sardegna per andare prima a studiare e poi a lavorare e vivere in continente. Sia Cagliari in misura minore, ma Villacidro soprattutto, sono sempre al centro di tutto quello che Dessì scrive. È uno scrittore che appunto in realtà ha vissuto gran parte della sua vita fuori dalla Sardegna, ma nelle sue opere racconta solo ed esclusivamente la Sardegna. Questa è una cosa che alcuni critici hanno riscontrato anche in altri scrittori isolani, in realtà nella maggior parte degli scrittori isolani, il fatto che siano, secondo una definizione, ossessionati dall'autorappresentazione. È un'isola che non è mai un paesaggio che sta allo sfondo delle vicende narrate, ma che diventa protagonista. E Dessì appunto fa sì che questo paese diventi una specie di Macondo, il paese raccontato da García Márquez, che è un paese che non esiste ma che diventa emblema di tutti i paesi. E lui stesso dirà che tutti i personaggi delle sue opere sono passati dalla stessa piazza. Racconta in Paese d'Ombre la storia di un uomo che si chiama Angelo Uras, che è un personaggio fortemente ispirato a suo nonno paterno, un uomo che lui descrive come in qualche modo un po' vittima di un destino che spesso gli è avverso, ma che rimane sempre, mantiene sempre una coerenza, è un uomo giusto in qualche modo, un uomo intelligente, nonostante lui dice abbia fatto pochi studi, un uomo che impara sempre molto velocemente e fa saggezza delle cose che impara. E appunto attraverso il racconto della sua vita ci sono in mezzo anche i racconti dei fatti storici, per esempio le leggi del Regno Sabaudo, la famosa legge delle chiudende, no? Quella che aveva messo fine alla tradizione millenaria che faceva sì che i pascoli fossero terreno comune, ma inizia a separarli, a recintarli e quindi li fa diventare proprietà privata, dando luogo ovviamente a una serie di ingiustizie, o comunque cambia profondamente la società. Il fatto che i boschi e le foreste che ricoprivano l'isola fossero stati disboscati per usarli come legna da ardere nelle fonderie dello stesso Regno Sabaudo, racconta appunto gli scioperi dei minatori di Bugerro, anche quelli che si sono conclusi tragicamente con la morte di alcuni minatori, racconta poi anche quello che avviene negli anni successivi, l'avvento del fascismo. Dessì conosceva Lussu, lo conosceva da quando era bambino per via di suo padre, e gli capita peraltro negli anni in cui è studente a Cagliari di assistere per caso al famoso attacco alla casa di Lussu, quando un gruppo di fascisti si arrampica dalla finestra e lui per difendersi spara, muore un ragazzo fascista e Lussu viene perdonato, insomma viene ritenuto innocente dalla magistratura, ma viene comunque mandato al confine invece dal regime fascista. E poi ci sono ovviamente, gli anni passano, quindi il racconto anche della seconda guerra mondiale e il racconto dopo la seconda guerra mondiale di un'isola in profonda trasformazione.
Quando dicevo prima il sentimento del tempo e la malinconia legata al tempo, Dessì racconta appunto una Sardegna che da una parte ancora immobile in qualche modo, ferma rispetto a per esempio l'agricoltura che ancora conosce pochissime innovazioni, e racconta con estrema precisione il lavoro delle persone, sia degli uomini che le donne, di tutti i lavori, da quello del medico e dell'avvocato a quello del contadino, al lavoro domestico per esempio. È una cosa che a me ricorda molto anche i romanzi di Giulio Angioni, nostro scrittore che ci ha lasciati qualche anno fa, che era anche un antropologo e che aveva questa visione anche nell'opera narrativa che era molto basata appunto sul lavoro delle persone. E come Giulio Angioni, Dessì non ha mai però quell'atteggiamento malinconico teso a far capire che si stava meglio prima, anzi vede benissimo quanto quel tipo di lavoro portasse fatica e spesso non permettesse alle persone di uscire dalla miseria. Ci sono una serie di documentari girati nel 1963 per la RAI, che peraltro si trovano per intero su YouTube. Se vi capita vi invito a cercarli, se cercate appunto Giuseppe Dessì Sardegna vengono fuori. Sono girati appunto nel 1963 in un momento storico in cui la Sardegna era appunto stava cambiando moltissimo, ma era anche profondamente diversa a seconda delle zone, a seconda anche che si trattasse di paesi o di città, e lui la percorre tutta assieme alle truppe della RAI, da Villacidro, dalle miniere del Sulcis fino alla Costa Smeralda. Sono gli anni in cui appunto parte dell'isola continua a vivere in una miseria profonda, non ci sono le strade, non ci sono le fogne, ci sono queste immagini veramente molto forti di bambini che corrono nudi in strade polverose, ma dall'altra parte sono anche gli anni in cui passa il piano di rinascita industriale, quindi inizia la costruzione del petrolchimico, e sono anche gli anni in cui l'Aga Khan inizia a fare i primi investimenti in Costa Smeralda. Lui intervista tutti, intervista i pastori, intervista i contadini, intervista le donne e intervista appunto anche le persone che invece lavorano in queste aree che stanno vivendo uno sviluppo diverso. È curioso peraltro che lui mostri, allora, intanto molta fiducia e molto entusiasmo nei confronti di questi cambiamenti, un po' di preoccupazione rispetto alla possibilità che il turismo possa avere degli effetti negativi sull'ambiente, che lui riconosce come bene prezioso, mentre non sembra, almeno non dimostra mai, lo stesso tipo di preoccupazione riguardo invece appunto il petrolchimico, ed è una cosa che oggi fa un po' impressione, probabilmente allora semplicemente non ci si pensava, non lo so, questa è la spiegazione che mi sono data. Scusate, va bene, torniamo un attimo alla sua biografia. Dicevo prima, questo primo distacco fra Cagliari e Villacidro. Lui ama moltissimo Villacidro, ama moltissimo i monti in particolare, e quando deve iscriversi in prima media, come nella maggior parte dei paesi le medie non c'erano, e quindi i genitori decidono di mandarlo a studiare a Cagliari e lo mandano, come si usava, a pensione, quindi a casa di qualcuno, ma lui in realtà dopo pochi mesi scappa a 11 anni e se ne va a piedi da Cagliari a Villacidro, credo che siano almeno 40-45 chilometri, e questo segna due cose, un po' appunto questo rapporto molto forte che lo lega al paese, un paese che appunto lui vive anche in un modo un po' particolare, venendo da una famiglia borghese, una famiglia per esempio in cui era proibito parlare il sardo, lui dice, ed è una cosa che lo farà soffrire per tutta
tutta la vita, ma segna anche l'inizio di un rapporto molto tormentato con la scuola. Dessì si scrive, passerà gli anni dell'adolescenza a leggere moltissimo e a studiare anche molto, ma da solo, a casa. I suoi ripetutamente lo iscrivono appunto alle medie o al liceo, ma lui viene continuamente bocciato, si ritira, non va a scuola. Alla fine, quando ha 20 anni, è l'ultimo tentativo, insomma, l'ultima volta che si iscrive, questa volta al liceo Dettori, lì incontra un professore che ha pochi anni più di lui e che lo convince ad andare avanti negli studi. Quindi finalmente si diploma e poi si iscrive all'università, e all'università si iscrive a Pisa. Questo sarà appunto il primo distacco con l'isola, che poi rimarrà tale, perché da Pisa poi si trasferisce a Ferrara, a Grosseto, passerà un po' di anni a girare per l'Italia. Sono anche gli anni in cui appunto inizia a scrivere e inizia a pubblicare i suoi romanzi. Tornerà in Sardegna per 7 anni, sono gli anni a cavallo e poi anche esattamente quelli della prima guerra mondiale, quando viene a vivere a Sassari, dove diventa provveditore agli studi per Chiara Fama. È giovane ancora, però ricopre questo ruolo importante. Poi dopo la guerra appunto vivrà per un lungo periodo a Parma e poi a Roma, che sarà la città dove passerà gli ultimi anni della sua vita, insomma. Vi vorrei leggere dei piccoli brani tratti dai suoi scritti in cui parla della Sardegna, questa appunto ossessione rappresentativa che ha della Sardegna. Intanto scrive questo: fin dai miei primissimi anni, cioè fin da quando bambino seguivo mio padre, ufficiale di fanteria, su e giù per l'Italia da una guarnigione all'altra, sempre ho sentito l'importanza che aveva per me l'essere sardo, l'essere nato a Cagliari invece che in qualsiasi altra città italiana, di esserci nato e non casualmente, ma perché mio padre e mia madre erano sardi, radicati in Sardegna da sempre. E poi, a proposito del distacco, qui sta parlando di uno dei personaggi di Paese d'Ombre, dice questo: ogni volta che lasciava l'isola era come se venisse strappato dall'alvo materno per andare verso un mondo sconosciuto. Questo è un tema che torna moltissimo nelle opere degli scrittori sardi, soprattutto di quell'epoca, cioè un'epoca in cui allontanarsi dall'isola voleva dire passare una notte o più in una nave, e il distacco era palpabile quasi. È una cosa che c'è in Grazia Deledda, che c'è in Satta, che c'è fino a Sergiazzeni, e in realtà mi viene in mente che scene ambientate sulle navi ci siano anche negli scrittori a noi contemporanei. Mi viene in mente Milena Agus, appunto Giulian Gioni, ce ne sono di sicuro tanti altri. E poi c'è appunto questo rapporto comunque ambivalente dal punto di vista emotivo rispetto al rapporto con l'Italia. Lui per esempio non si è mai considerato sardista, però aveva comunque il mito di Emilio Lussu, amava moltissimo il sardo ma non era in grado di parlarlo, amava moltissimo la letteratura italiana ma cercava e studiava quella sarda assieme alla storia della Sardegna, che erano, e io credo che tuttora siano, molto poco studiate. E anche dal punto di vista della cultura c'erano delle cose che amava ma anche delle cose che invece non gli piacevano affatto. Così il mio cuore era diviso in due: da una parte l'Italia, con le sue città, col suo tempo storicamente scandito, col suo cielo temperato, con le ragazze color di miele, e dall'altra la Sardegna, la dura, aspra, difficoltosa Sardegna, con le sue lunghe siccità, con la malaria e i suoi lunghissimi lutti, il pianto per i morti, la vendetta e l'odio esaltati come virtù, il dialetto incomprensibile, l'isolamento, la solitudine, la diffidenza. Non so più nemmeno se il mio sia amore oppure fastidio, rabbia di essere nato là, di essere legato, di rimanere legato per tutta la vita a una terra tanto vecchia e tanto lontana dal mondo nel quale vivo.
eppure quella è la mia piccola patria. Là sono diventato uomo, là è la mia gente, case e tombe. E questa contraddizione continua anche, per esempio, nell'immagine di Cagliari. Lui Cagliari appunto dice di amarla, è una città che racconta, peraltro in dei racconti anche molto belli. Nella prima raccolta di racconti che si intitola La sposa in città c'è per esempio una narrazione ambientata al Poetto in un momento storico in cui alle spalle c'erano ancora le saline attive e nelle saline lavoravano i carcerati, quelli che facevano i lavori forzati, ed è un'immagine secondo me fra le più belle che siano mai state scritte su Cagliari, anche dagli scrittori che a Cagliari hanno invece vissuto più a lungo. Però ha anche un senso di distanza, che è quello che gli viene dall'essere fondamentalmente uno di paese. È una distinzione che i cagliaritani vivono molto. Non so se a Sassari succede la stessa cosa, ma credo di no. E lui la viveva sulla propria pelle. E in più sente anche l'influenza di una visione dell'isola in cui la cosa importante, il valore, la positività risiede nella purezza, in una presunta purezza, perché in realtà parliamo di un'isola e quindi una terra necessariamente fatta di incroci e scambi, però c'è stata predominante nella nostra cultura l'idea che la vera Sardegna fosse quella dell'interno, perché le altre zone avevano subito delle contaminazioni. È un'immagine che passa anche per studiosi importanti come per esempio Liliu o anche lo stesso Cambosu, e che viene ribaltata molto tardi. In realtà Sergio Azzeni, quindi stiamo parlando degli anni 90, sarà il primo che invece valorizza e mette in luce la positività del meticciato, di quell'idea invece appunto di incrocio e scambio, ed è sì appunto la vive più come l'idea che invece sia importante la purezza. E scrive questo a proposito di Cagliari: i Fenici la fondarono, i Cartaginesi ne fecero una propria colonia. È certo che Cagliari è stata sempre staccata dal resto dell'isola, quasi la roccaforte dei dominatori stranieri, in tutti i tempi, Cartaginesi, Romani, Vandali, Bizantini, e dopo un breve periodo di indipendenza, Pisani aragonesi, Piemontesi. Un sardo di Cagliari è del tutto diverso da un sardo dell'interno. E per fare interno bastano pochi chilometri. È noto che i sardi costituiscono uno dei nuclei etnici più antichi e omogenei che esistano, con tutti i caratteri originari intatti, ma i cagliaritani sfuggono a questa legge. Sono una popolazione mista, con molto sangue forestiero, abitudini, modi di vita, costumi diversi da quelli del resto della Sardegna, e non soltanto della Sardegna rustica, della campagna, ma della civilissima Sassari, i cui abitanti, che pure parlano a differenza di tutti gli altri un dialetto italiano, sono assai più legati dei cagliaritani a quelli che essi chiamano con distacco li sardi. Qua sarete voi a dirmi se questo racconto della civilissima Sassari è vero o no, però è anche vero che appunto ci aveva abitato per 7 anni, quindi un pochino la conosceva, insomma. Va bene, vi concludo raccontandovi qualcosa di più dal punto di vista di come sono scritti questi libri. De Sì ha una lingua secondo me molto bella, è un italiano che è colto, nel senso che ovviamente tiene dentro tutte le letture e tutti gli studi che lui ha fatto nel corso della sua vita, ma non è mai barocco, non è mai complesso, non è mai eccessivamente complesso. Non che la complessità sia un difetto, ma lo diventa quando le frasi diventano che non arrivano più al lettore. La scrittura di De Sì arriva al lettore, è una lingua molto misurata, molto moderata. Il sardo
è pochissimo presente, ci sono ogni tanto dei termini, delle parole sparse, ma sono quasi sempre legate a delle cose concrete, per esempio al cibo, per esempio ai mestieri, e sono sempre spiegate e raccontate appunto all'interno di questa prosa e di questa sintassi molto bella e molto lineare, ed è una cosa che stride un po' con l'immagine che lui dà di se stesso in quelle che sono invece le scritture private. Dessì scrive un diario praticamente per tutta la vita, inizia quando è un ragazzo e finisce l'anno stesso della sua morte. È una cosa anche abbastanza rara che ci sia una tale costanza nella scrittura appunto di un diario destinato a nient'altro se non a se stessi, almeno fino a un certo punto, insomma. Poi parliamo sempre di uno scrittore consapevole di esserlo, ovviamente, ma nei diari quello che racconta, l'immagine che dà di sé è molto diversa. Intanto è diversa la lingua che usa, la sintassi, scrive delle cose spesso molto brevi, molto secche, molto più forti anche rispetto a quelle della prosa, e racconta un uomo sempre inquieto, sempre tormentato, sempre vittima di sbalzi d'umore, di momenti di angoscia. Questa malinconia che racconta attraverso i suoi personaggi è una cosa che è una costante di tutta la sua esistenza e che gli provoca degli struggimenti feroci. Il distacco è una lacerazione, ma è una lacerazione un po' tutto, è uno che sente il male di vivere. Allora mi sembra che ci sia come una sorta di tentativo di equilibrio che passa attraverso la scrittura. È una cosa che capita, alcuni scrittori lo fanno, alcuni critici l'hanno studiato, per esempio Stefano Giovanardi l'aveva studiato in modo molto attento a proposito delle poesie di Giovanni Pascoli, che sono tutte perfettamente simmetriche, quasi matematiche, geometriche, ma che raccontano e rispecchiano un uomo pieno di turbamenti e di problemi e di disagio, mi verrebbe da dire, se mi passate il termine. È il contrario di quello che fa invece per esempio Carlo Emilio Gadda, che invece è uno che nella scrittura riflette il caos del mondo, ma anche il suo caos interiore. Dessì invece secondo me fa un po' il contrario e usa la scrittura anche come strumento di conoscenze. C'è un momento in cui lui spiega in qualche modo anche perché ha una delle ragioni probabilmente per le quali sente questa esigenza continua di raccontare la Sardegna, perché gli sembra che soltanto raccontando la terra dove ci sono, lui dice, le mie case e le mie tombe, può arrivare a comprendere e quindi a mettere ordine al mondo. Scrive a un certo punto: ma ciò che conta di più è che io, anche ora, se vado là, mi sento più forte, più intelligente, anzi onnisciente. Se immergo nell'acqua, se immergo la mano nell'acqua della Spendula o del Rio Manno, so di che cosa è fatta quell'acqua. E infine, questo tentativo appunto di usare la scrittura come conoscenza, come modo di mettere ordine al caos che lo governava, e anche l'ambizione a poter vivere sia nelle opere ma anche poi nella vita, faccio ancora una breve citazione, una vita ordinata, laboriosa e intelligente. Il breve Wikiradio direi che si può concludere così. Io vi invito di nuovo intanto a guardarvi i documentari, ma soprattutto a leggere Giuseppe Dessì, se non l'avete fatto, se l'avete fatto rileggerlo. A parte Paese d'Ombre, Dessì ha scritto più o meno 13 libri, se non ricordo male. Non sono tutti romanzi, alcuni sono racconti, ha scritto delle poesie, molti sono qua dai nostri librai. E quindi niente, io vi ringrazio molto e lascio spazio al prossimo incontro.